un patto prosa comunidade e s'attivazione des'area de crisi prosa provincia de Nugoro. E a vittora chi sos cussizerisi regionales elettos in su territorio de Nugoro, sas istituzioni locales e sar forza sociales se seren unios per arribare a carchi risultau chi torretalinu a un territorio oramai a punte morrere. S'iniziativa des cussizerisi regionales de su e Nugoro che hanno deciso de vacche di squadra senza pompiare su colore politico a permittiu de ponnere in finanziaria una scantasa iniziativas pro permettere su territorio de cominciare a chessire dai su tremen economiche e sociale de custos ultimos annos. Su chi esti stau fatti in commissione bilancio esti stau ispricau custu manzano dai sos cussizeri regionales paris a su partenariau de su e Nugoro chi meser fachet aiata consignau a su presidente Pigliaru un progetto pro su rilancio de su territorio de Nugoro. Sa chi da chi intrata proprio in s'ambitu de custu progetto usan attivare chimbe addobios tematicos o pro intervenere in sas emergenzias prus importantes. Su chi hanno fatto sos cussizerisi regionales però este carchi cosa de prusu. Prima de tutto ha esposto in finanziaria un articolo ser bis chi s'affiancata a cussu riservau a sus ulcis iglesiente chi permittiti di avviare esiter pro riconoscere a su Nugoro si stadu de area de crisi chi in totus os profettos o economicos e fiscales. In prusu hanno fatto a manera chi s'aggiunta eret aumentau sa quota de su mutuo pro s'infrastrutturazione da 600 a 700 milioni de euro pro riservare a sorzassos industriales de su Nugoro un fundu de 10 milioni de euro pro dare rispostas a sas carenzias istoricas che hanno avrenau ca lesisiata punnas industrializzazione moderna in sa Sardigna de mesu. In sos interventos issoro, sos cussizerisi regionales e Fisio Arbau, Luigi Crisponi, Pietro Pittalis, Daniela Forma, Roberto De Riu, Angelo Carta hanno sottolineato unidade issoro pro arribare a un risultau istorico. Como toccata de dare cara a giunta e burocrazia regionale pro attuare cantu prima su chi esti stau deciso in finanziaria. Roberto De Riu ha ispricau sa scaglioner de custa unidade, beste su periculu chi sa derruta de su sistema industriale economico diventete un disaccatto sociale, toccata de intervennere senza perdere a teru tempusu. Un intervento de chimbanta mezza euro pro adeguare sor marciapiedi de Nugoro a sor bisonzos de sas persones diversamente abiles e custrintas in carrozzina, ma vinzas a desarmamas a in sos passegginos. S'iniziativa l'appicadas assessori a sas attividades produttivas a chi delega a sa polizia municipale a sa viabilidade Francesco Guccini, chi dai su fondu chi colliti sor balanzos de sas contravvinziones ha riservau un capitolo pro custos interventos necessarios. S'intervento esti stau presentau custu manzano in sintesi di una conferenza stampa e chi s'assessore Guccini biviti gonaria congiu che da medas annos ergherrande pro su riconoscimento de sor dirittor de sas persones diversamente abiles. Sos traballos o hanno a sistemare sor marciapiedi chi sor disabiles non resessine a trabicare. Su vundi istituiu dai assessore Guccini a essere finanziau cada anno permittinde de facere a bellu sos traballos o in totus a zittade, un primo passo proprio pro facere de Nugoro una zittade civile. Manca paccu a s'approvazione desa finanziaria e risisa commissione bilancio che attacabau esame de sos articolos. Sa chi da chi tratta esaminare sos allegaos e su de che 8 devre vario su documento finanziario atta approdare in aula. Sos sindacaos hanno pediu 70 miliones e pro su pagamento de sos interventos socio-assistenziales e sanitarios arretraos. In prusus aggiuntas est impinnada a non muzzare dinare de su fundu prosa non autosufficienzia su sociale sa guerra sa povertade, ma toccata chi commo sos impinnos diventene fattos concretos. Este su chi pediti sa segreteria regionale de sa CISL che apprettata a protorrare a ponnere in finanziaria su dinare necessario pro sos pianos personalizzaos. Su 20 de Sant'Andria de s'annu passau, si leghet in una nota, sa regione vitiga ludande a sos sindicos pa coprur de 9 milioni de euro pro sas attividades 2003 chi gestione 2014. S'efficienzia de
desa pubblica amministrazione si misurata supra sa capacidade de rispondere impresse a sorbisonzos desa categoria ardebilese. Secondo sa CISL, sa regione no este chi spendete meda pro sas politicas socioassistenzialese, pro sa guerra sa povertade, ma spende male. Galu no ato un sistema de profettu pro su monitoraggio e sa verifica de sos interventos. Lo dia de per facere e piccanne in considero a sozios e sindacaos. Sa giunta ha autorizzato vinzas a sa cabu de vrevariu 2020 sospianos in essere a su 31 de Natale 2013. Una proroga chi va che te pessare, nata sa CISL, che in sa conferma assessoriale de stanziamento 2014 pro sas politicas de inclusione sociale a criterios prus pesantes e pro su riconoscimento de sa non autosufficienza. In una regione che funziona bene, concluiti sa nota de sa CISL, si spesa sociale aumentata o minimata in base a sorbisonzos effettivos de sos cittadinos e non prosichire su risparmio deciso da sa giunta. Intre su 2009 e su 2013 sa popolazione de sa Sardegna este minimada a dispetto de su chi nana sas statisticas ufficiales. All'unare reste sa CNA chi calcula ta 11.000 residentes in mancu in s'isula. Su bonus unu giovanos che hanno lasciato sa Sardegna in chirca de traballo in atera regione d'Italia o s'estero. In s'ultimo censimento Istat esti stau registrato un aumento de prur de 26.000 residentes intre su 2011 e su 2013, ma questo incremento è stato pezzi virtuale. Analizzando i datos ufficiali del Sistat, su centro studio della CNA ha rilevato che la crescita della popolazione sarda si depiata sas operazioni de verifica fattas dai anagrafes comunales a postir dell'ultimo censimento della popolazione de Sardommoso, che dai 9 de Sant'Ugavine a su 31 de Natale 2013 hanno torrau a ponnere in sa lista anagraficas a 28.706 residenti virtuales. In bezzese, in base a su bilancio intre naschidas, mortes e trasferimento de residenza, in pratica bivini 36.000 abitantes in mancu, deso scale una parte su un'istau storrausa a inserire in sas operazioni de verifica desa listas anagraficas pro su censimento. Secondo l'ufficio studios desa CNA, duncas a su netto de custoso irvirgos contabiles che non corrisponden a su movimento reale desa popolazione, s'andamento demografico desa Sardegna confermata su calu cominciau dai su 2008. Mancano 2 mesi a su comincio desa Italian Softball League e sar formazione che hanno partecipare a su campionato femminile sono zai traballande prosiva che raccattare prontas. Prosai 3 chi vortas in fila a pare bata esser finzas su Nugoro Softball che a dispetto de totusar difficoltà del finanziarias chi cada anno depet affrontare e sparis a sarmannas de su massimo campionato italiano. Sa regione quest'anno puru ata minimausos contributos de su 40 proche. Sa dirigenza este mogende pro ammaniare una formazione de primore sutta sa guia dell'allenatore cubano Clay Rodriguez Chetto, oramai de dommo in Nugoro. Confermata Ambra Collina, sa nugoresas Anna Pirisinu, Giulia Mele, Mayra Elliori, sa sorgolesas Antonella Muscau e Teresa Corda e sa saligheresas Federica Zicconi e Carlotta Aghiani. Si depete galu definire singaggio desas atletas istranzas. Quest'anno puru in sa Federazione Italiana a Baseball Softball nemmoso a retrocedere. Sa punna è scussa de permettere a su movimento de crescere. Su campionato a cominciare su Battoro de aprile, su Nugoro Softball este in su girone H in 7 in squadras, mentre Satteru a essere de 8 squadras. Sa vinchidora de cada gruppo a andare a maniera diretta sar finale si scudetto, mentre sa Satteras sana a giocare so Satteror 2 postos pro sa semifinales. In sa partita de esordio su Nugoro Softball a ospitare su Caronno in su campo de Viale Mannironi, in su secondo turno a Nugoresas a andare in trasferta a Rovigo, sa tre zorronadas a tabiere su Nugoro impinnau in sa partita difficile che in su bollate chi quest'anno puru punnata si scudetto. Mento vammus su vattu chi su Nugoro Softball dai su 29 de Lampadas a su Battoro de Tribulas a ospitare su campionau europeu cadettas.